12 marzo è la seconda domenica di questo mese e come ogni anno si apre la stagione per la categoria Juniores. In provincia di Bergamo è diventata ormai una classica la gara di Zanica, che in questa edizione 2012 mette in palio il quinto trofeo Pierino Persico alla memoria. Il percorso, completamente pianeggiante, si sviluppa attraverso i comuni di Zanica, Grassobbio, ancora Zanica, Comunnuovo e Stezzano, il tutto da ripetere 6 volte per un totale di 100 km tondi tondi. Prima gara di questa stagione, dicevamo, e tra gli spettatori intervenuti qui a Zanica regna il fermento di conoscere le prime squadre protagoniste del ciclismo provinciale, ma non solo, visto che sono presenti anche formazioni di fuori provincia come il Velo Club Novarese, il Noceto Bike Team e la Polisportiva Madignanese. Presente anche una formazione d'oltreconfine, si tratta del Velo Club Bellinzona, che schiera alla partenza i suoi atleti. Completano l'elenco delle società presenti il Team Aurea di Zanica, la società ciclistica Cene, il Team LVF, l'Energy Team, l'Almeno San Bartolomeo, la Bergamasca, la Trevigliese, il Team Aurora e il Team Giorgi. Inizio di corsa piuttosto tranquillo, con i 113 atleti partiti dei 121 iscritti che nei primissimi chilometri si sono ritrovati dopo un intenso inverno di allenamenti e hanno approfittato delle prime pedalate per salutarsi e scambiare 2 battute. Gli atleti non si sono comunque risparmiati, infatti già nel corso della seconda tornata hanno iniziato le prime scaramucce. Molti i tentativi di allungo, proposti sia da singoli atleti che da piccoli gruppetti, sempre comunque controllata dal plotone, che ha tenuto una velocità molto elevata per tutta la gara, tant'è che la media finale supererà abbondantemente i 42 km/h di media. L'azione sicuramente più importante è stata quella proposta da un sestetto nel corso del quarto e del quinto giro. In testa alla corsa si sono trovati Simone Cattaneo, Alberto Di Ruscio e Michael Bresciani del Team Giorgi, Davide Pizzetti del Team Aurora, Alessio Brugna del Team Aurea e Luca Merelli della Bergamasca. Ovviamente la fuga ha visto una grande collaborazione nelle prime fasi dove ha guadagnato una trentina di secondi. Poi però, vista la composizione, Brugna, Pizzetti e Merelli hanno lasciato il compito di pilotare l'azione per cercare di portarla a termine al terzetto della Giorgi. Mentre dietro toccava all'altra squadra più attesa di questa giornata organizzare le operazioni di recupero. Treno in testa al gruppo degli atleti in maglia bianconera del Team Aurea, che poco prima del suono della campana ricompattano il plotone. Ultima tornata senza grosse azioni, con protagonisti in parallelo negli ultimi chilometri i 2 treni del Team Giorgi e del Team Aurea Zanica, ognuno per i propri velocisti. Andatura che si fa sempre più elevata nell'avvicinarsi al traguardo e tensione al massimo resa ancora più alta da una caduta nel finale, che taglia fuori dalla corsa alcuni atleti che puntavano al risultato. Lunga volata lanciata perfettamente dal Team Giorgi, che primeggia con Michael Bresciani, che precede Simone Consonni del Team Aurea, Michael Zanetti, compagno di squadra del vincitore, Paolo Ghilardi della Trevigliese, Filippo Lorenzi del Team Aurora, Gianluca Occagna del Bellinzona, Davide Seletti del Noceto Cycling Team, Matteo Suozzo del Team Aurora, Simone Bettinelli della Bergamasca e Marco Ferradini dell'Energy Team Named. Michael Bresciani, una prima call-bot per il Team Giorgi, primo e terzo posto qui a Zanica, penso molto contento. Sì, sono molto contento, abbiamo corso veramente bene la squadra ed è andata bene alla fine. Fino all'ultima curva avevo davanti 2 compagni che me la stavano tirando, dopo sono entrati anche gli altri e mi sono buttato. Dopo ho visto che a 200 metri, poco più, visto che era il momento abbastanza giusto per uscire, sono partito e ce l'ho fatta. Dedico questa mia vittoria in primis a mia mamma, che è in ospedale in un brutto momento e spero si riprenda presto, e la dedicherei solo per lei. A concludere in bellezza la giornata del Team Giorgi, Michael Zanetti, ottimo terzo posto, penso anche per te una grande soddisfazione, soprattutto per la squadra. Sì, è stata una grande soddisfazione, penso che siamo stati una squadra molto unita, anche nel finale si è vista che quasi tutta la squadra era lì davanti e abbiamo fatto un buon gioco di squadra e sono molto soddisfatto.